In realtà questo cosiddetto bimestre / semestre filtro è di fatto un esame di accesso. Noi abbiamo aumentato di un ulteriore 10% il numero di iscrivibili a medicina, portandoli a poco più di 600 posti, quindi devo dire che negli ultimi 5 anni abbiamo raddoppiato nella sostanza il numero di studenti iscrivibili. Per la precisione sono 686 i posti assegnati a Padova, 56 in più rispetto allo scorso anno. Questo nell'anno dell'addio al numero chiuso, dove però, come spiega il professor Angelo Dei Tos, direttore della Scuola di Medicina dell'Università di Padova, il primo biennio continua comunque a fare da filtro com'era con l'esame d'ammissione negli scorsi anni. Questo però ha portato a una diminuzione rispetto agli iscritti al test di circa un 20% rispetto alle medie degli anni precedenti. Abbiamo avuto probabilmente un po' meno richieste di quelle che noi immaginavamo, ma siamo nell'ordine di 2500-2800, probabilmente perché questa nuova formula genera nella sostanza un'incertezza. Nella formula precedente chi era ammesso era ammesso, oggi rischi, se non viene ammesso, di perdere un anno di studio e quindi questo probabilmente ha un pochino disincentivato l'iscrizione al semestre filtro.